Dietro di me potete vedere il ponte Veia. Si è formato circa 40... Non ce la possiamo fare. Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video proveremo a raccontarvi il viaggio che io e Roby abbiamo deciso di organizzare in fretta e furia, dopo l'annullamento del viaggio verso i Pirenei. Abbiamo cercato di unire tutti quei luoghi che avremmo voluto visitare in varie tappe e quindi, caricata la moto, siamo partiti in direzione Veneto, passando prima per la Val Policella, fermandoci per una breve visita al Ponte Veia e fare poi la Translessinia. Quindi mettetevi comodi e godetevi questo primo video del nostro piccolo tour tra le Alpi. Allora, moto parcheggiata, eccola qua, e siamo arrivati alla prima tappa del nostro tour di oggi e andiamo a vedere il Ponte Veia. Qui all'ingresso c'è tutto un bivacco, sì. Cos'è? Una specie di osteria, bar dove ci si può rifocillare e adesso seguiamo il sentiero e andiamo a cercarlo. Dietro di me potete vedere il Ponte Veia, si è formato circa 40 milioni di anni fa, è quello che rimane oggi di un'enorme grotta carsica. Molto probabilmente il crollo è avvenuto durante l'ultima glaciazione. In questa zona sono stati ritrovati anche utensili, frecce che molto probabilmente venivano utilizzate dall'uomo di Neanderthal. Infatti... C'è il fiume. Che bello. Un uccello. Andiamo giù di là, vediamo un uccello. Mamma mia ragazzi, che aria fresca che arriva. Eh sì, è una delle tante grotte che c'erano. Che bello. Devo mettere la seggiolina lì. Eh sì. Che bello. Lasciato il bellissimo Ponte Veia, risaliamo in moto e ci dirigiamo verso il passo del Branchetto. Lasciato il passo del Branchetto, riprendiamo la strada verso quello che per noi è la meta principale di oggi, ovvero la famosa SP14, la Translessinia. Fin dai tempi più remoti, la Lessinia vide la presenza dell'uomo, che qui poteva facilmente reperire la selce e rifugiarsi nelle molte grotte e ripari.
Nel corso dei secoli ha visto la presenza dei Romani. Dall'età carolingia fino all'età dei comuni gran parte della Lessigna fu sotto il controllo della Chiesa veronese. Nel 1287 il vescovo Bartolomeo della Scala concesse a un gruppo di coloni di origine tedesca di stabilirsi nell'area, costituendo il primo nucleo dei Cimbri della Lessigna. Furono chiamati principalmente perché erano ottimi boscaioli, infatti nella loro lingua boscaiolo si dice timbar. Oggi i Cimbri fanno parte di una delle 12 minoranze linguistiche riconosciute in Italia. Quanto è lunga la Translessigna? L'itinerario è di circa 20 km, 10 dei quali sono da percorrere su strada bianca. I tratti su off-road sono semplici, la strada è ampia e non sono presenti particolari pendenze. È una strada molto amata dai motociclisti e inoltre è una piacevole gita che regala stupendi paesaggi naturali. In queste zone, durante la Prima Guerra Mondiale, sorgeva la seconda linea del fronte difensivo del Regno d'Italia. Testimonianza troviamo questo complesso di rocce che sono trincee restaurate e dal 2014 hanno dato vita al nuovo Ecomuseo delle Trincee della Lessigna, dove un tempo queste gallerie nascondevano cannoni, mitragliatrici, munizioni, nonché ricoveri e camminamenti per i soldati. Devo dire che è molto interessante la visita di questo luogo, è ricco di storia. Dopo la visita di questi luoghi, con paesaggi naturali che sembrano cartoline e ricchi di storia, lasciamo il Veneto ed entriamo in Trentino. Percorriamo la strada provinciale 211 dei Monti Lessini, una strada ricca di curve e bellissimi paesaggi alpini, la quale ci condurrà verso la meta di stasera. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like o commento e vi invitiamo ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!